spostiamo ora ai piedi del Monte Grappa, siamo nella zona dei Colli Asolani per presentarvi un'azienda vitivinicola, l'azienda Dalbello. In compagnia di Antonio Dalbello presentiamo la novità di questa edizione 2019 del Vinitaly che presentate. Sì, è un'occasione importante per noi perché qui presentiamo l'Asolo Prosecco DOCG Superiore Extra Brut in forma biologica. Questo è l'obiettivo nostro che portiamo avanti da tanti anni con la nostra azienda e anche in questa occasione presentiamo la nostra certificazione di azienda che rispetta l'ambiente con la sostenibilità certificata di classe A. Quale sarà il futuro del vino? Per noi in questi anni, gli ultimi soprattutto 10 anni, è cambiato un po' il nostro mondo. Oggi noi dobbiamo pensare di riflettere, fermarci un attimo e capire che il futuro sarà sempre più dedicato a quello che è il produttore, la famiglia che produce, la bottiglia, e dietro a questa bottiglia ci deve essere una vigna, un vigneto, un territorio, e questo territorio che è il nostro della Pedemontana del Grappa di Asolo è un territorio baciato dalla divina provvidenza e lo dobbiamo rispettare. Il vino deve sempre di più essere parlante, dobbiamo parlare, creare emozione su questa parte importante che è la viticoltura. La viticoltura sarà sempre di più una risorsa per il nostro ambiente, non dobbiamo mai fermarci alla ricerca sempre della qualità migliore e del rispetto di questo nostro ambiente. Grazie ad Antonio Dalbello e adesso passiamo ai testimonial di questa nuova creatura dell'azienda Dalbello che sono Fede e Tinto, i conduttori di Decanter su Radio Rai 2. Ecco qua Tinto, ecco qua Fede, ma cosa avete in mano? Vabbè, intanto abbiamo un cartello che è il cartello che rappresenta il futuro del mondo del vino. Non si potrà prescindere dalla sostenibilità per fare del grande vino. E allora viva la sostenibilità del vino, che poi è una certificazione importante che Dalbello riceve. Noi siamo felicissimi perché è in atto un cambiamento. Intanto qua presentiamo il primo Celeber biologico. Bio vuol dire vita, vuol dire luce, è la vittoria della luce sulle tenebre della chimica. Allora, tu immaginati che noi siamo come una pianta di vite, abbiamo le radici che sono lì su madre terra, da cui tiriamo fuori la linfa, il fusto ci serve a tenere la chioma, che è quella che è protesa verso la luce, che è Dio, quindi Dio, è tutto rapportato alla vita. Dalbello lo fa, bisogna essere sostenibili non solo dal punto di vista ambientale, madre terra va rispettata al 100%, perché se noi uccidiamo la madre uccidiamo noi stessi, ma la sostenibilità è sia ambientale ma anche economica, anche etica, civile, morale, sociale. La parola sostenibile è il futuro, senza sostenibilità non si va da nessuna parte, Dalbello ci ha già pensato. Quindi non per niente abbiamo chiamato Celeber Bio una nuova creatura, dopo questa poesia, questa grande letteratura di Fede passiamo a Tinto. Sì. Tinto, cosa ci racconti? Beh, allora è molto semplice il concetto che spieghiamo oggi. Nel mondo della comunicazione la semplicità vince, c'è qua in questo cartello. Allora, territorio, aria, vigneto, acqua e poi viva. 4 concetti semplici che racchiudono un elemento fondamentale già spiegato da Fede. Dalla vite alla vita, bio. Meraviglioso, un concetto davvero sublime. Ti voglio dare un altro concetto che è fondamentale. Antonio e la sua famiglia lo ha capito prima di chiunque altro. Allora, noi parliamo sempre di territori. Ecco qua, guarda, c'è proprio il primo emblema di viva sostenibilità del vino, territorio. Ma territorio, da dove viene? Da humus, perché terra è humus, giusto? Ma umano da dove viene? Da humus. Territorialità che cosa vuol dire? Umanità. Qual è la caratteristica migliore del signor Dalbello e di tutta la sua famiglia? L'umiltà. Da dove viene? Da humus. Noi siamo esseri territoriali. Dobbiamo rispettare la terra soprattutto ed essere umili.
un atteggiamento territoriale nei confronti della vita. Noi siamo esseri umani, siamo della terra e se non la rispettiamo dove vogliamo andare? Ha una filosofia, un'intensità, un'umanità in queste parole davvero sconcertanti ed Umanità, utili per chi territorialità. ci ascolta e per chi dovrà provare Celeber Bio. Cosa dice Tinto? Lo slogan. Allora, visto che Fede ha parlato insieme a Antonio di futuro, c'ho lo slogan: dal bello deve ancora venire. Come salutiamo i nostri amici a casa allora, dato che abbiamo Fede e Tinto qui, non possiamo non salutarli in modo speciale. Ma guarda, noi utilizziamo un modo semplice per salutare tutti coloro che ci ascoltano. Dice così: se la vita ci dà i problemi, la vite li allontana.